Conferenza stampa stamani dell'ingegnere capo del Genio Civile di Agrigento, architetto Rino Lamendola, per illustrare gli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno nei vari settori, che al di là del rilancio degli studi degli ipogei ha promosso un notevole processo di semplificazione burocratica, oltre che a una proficua adozione di una piattaforma informatica che permetterà di velocizzare le istanze, i progetti e le autorizzazioni. E fattore molto importante l'avvio di un monitoraggio senza precedenti sullo stato di conservazione ed efficienza dei ponti ricadenti lungo le nostre strade provinciali, circa 150, e alla messa in sicurezza nella sua fase successiva. È stato un anno molto intenso durante il quale abbiamo raggiunto una serie di obiettivi, al di là dell'aver rilanciato lo studio sulla rete ipogeica. All'unisono con il Dipartimento Regionale Tecnico abbiamo promosso un notevole processo di snellimento delle procedure, grazie al quale oggi i cittadini che devono costruire piccole verande, piccole tettoie o un muro di recinzione non devono più aspettare l'autorizzazione del Genio Civile, ma basta che facciano una semplice comunicazione. A questo si aggiunga che durante l'anno abbiamo adottato una piattaforma informatica su cui oramai progetti, autorizzazioni, istanze viaggiano davvero in modo veloce. Questo a vantaggio dell'utenza e a vantaggio di una ripresa dell'edilizia che costituisce un settore fondamentale per la nostra economia. Poi quest'anno abbiamo avviato un monitoraggio senza precedenti sullo stato di conservazione e di efficienza strutturale dei nostri ponti, i ponti delle nostre strade provinciali, e questo monitoraggio è finalizzato a individuare le criticità che verranno rilevate dai professionisti incaricati, che saranno poi superate da una serie di interventi che la Regione intende portare avanti per mettere in sicurezza l'intero sistema infrastrutturale. Sono 150 i ponti che saranno verificati da qui a poco per le procedure che abbiamo avviato al Genio Civile. Poi dal punto di vista idrogeologico abbiamo fatto tantissimo. Abbiamo redatto nel corso dell'anno ben 18 progetti per la pulizia dell'alveo di altrettanti torrenti. Molti di questi sono stati già realizzati e devo dire che i risultati sono ottimi. Siamo orgogliosi infatti del fatto che il sistema idrografico della provincia di Agrigento abbia tenuto bene alle prime piogge, che sono le piogge più importanti, quelle autunnali, quindi non ci sono stati gravi danni, non ci sono stati gravi esondazioni, e questo per noi è motivo di orgoglio. Infine, per quanto riguarda le grandi opere pubbliche, abbiamo creato un canale preferenziale per una istruttoria veloce delle pratiche, grazie al quale abbiamo sbloccato lavori importanti per il nostro territorio, come quelli che hanno consentito la riapertura della cattedrale, come quelli che hanno consentito l'avvio dei lavori per la ricostruzione del ponte Petrusa o il consolidamento del ponte Morandi, come quelli che da qui a poco consentiranno anche la metanizzazione del comune di Favara. Quindi un anno assolutamente positivo, grazie alle proficue sinergie che si sono stabilite tra ufficio provinciale del Genio Civile e struttura centrale, quindi Dipartimento Regionale Tecnico e Assessorato alle Infrastrutture. Devo però ringraziare anche e soprattutto i dipendenti di questo ufficio che durante l'anno hanno lavorato con sagacia, con professionalità, con passione e con grande senso di responsabilità.